Di Gennaro, il colpo di testa, il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde al lato dall'altra parte. Calcio di rigore, calcio di rigore, il tiro di Canti fuori dalla parte di Rizzoli che se la può raccogliere il pallone e portare a casa. Start over again, grow ourselves new skin, get a house in Devon, drink cider from a Di Gennaro ancora per Pisacane che dà il tacco, rende Di Gennaro, palla per Pisacane verso il fondo, il cross, Melchiorri, il tiro e la parata di Andanovic, Sau che recupera il pallone, palleggio, il tiro, parata di Andanovic. Perisic dentro l'area, punta Pisacane, il cross arretrato, Joao Mario la parata e poi il gol di Joao Mario che è andato sul pallone in un secondo momento e ha messo a segno dopo il pallone non trattenuto da Solari. Il controllo da parte del cileno, in diagonale per Di Gennaro, limite dell'area, Di Gennaro che si avvicina all'area, ancora Di Gennaro, gira volta e poi palla dentro, Melchiorri, il controllo, tiro, gol! Federico Melchiorri! Parte Barella, il cross all'interno, palla a vuoto, Andanovic a vuoto, Melchiorri dall'altra parte, quando era il cross, palla toccata, gol! Gol! Federico Melchiorri! Il Cagliari in paradiso, il gol di Melchiorri che mette a segno la sua doppietta, la prima doppietta in Serie A, la porta è sempre la stessa, tiene eccellenza che in Serie A, lo aveva detto nel periodo peggiore della sua vita, oggi segna a San Siro la doppietta, la porta Federico è sempre la stessa, è grande uguale, Perisic il pallone nel mucchio per il secondo palo, il colpo di testa di Taxinis, la fine della partita, il Cagliari viola San Siro vincendo per 2-1, capovolgendo il match con un ragazzo che si chiama Federico Melchiorri che solamente 2 settimane fa era uscito dal tunnel dell'infortunio e che oggi ha coronato il suo sogno di ritornare grande